di cui tanti giocatori sono diventati esperti nel corso degli anni, non solo nel nostro campionato. Antonutti appoggiandosi al tabellone, canestro difficilissimo per chi non ha le mani morbide come Michele Antonutti, che in questo caso ha un rilascio davvero perfetto, cercando anche la sponda. Mbaye che parte sempre dalla punta, non l'abbiamo praticamente mai visto iniziare l'azione dal post basso. Ancora Scott resiste al contatto, qui si lamenta, si gira. Nel frattempo Pistoia ha già preso il rimbalzo, ha perso un po' di tempo Scott, anche se Petoi non ha schiacciato subito sulla transizione. Antonutti in corsa, sbaglia il tiro da 3 punti. Guardate chi arriva per primo su quel pallone, Mbaye, che è già dalla parte opposta. Adesso vuole andare in post basso, non viene servito perché Scott ha troppo spazio per non prendersi quella tripla. Esposito dice ai suoi: adesso andiamo un attimo con calma, proviamo a ragionare. Moore la ributta fuori per Curnu, anche lui ha troppo spazio per non cercare il tiro da 3 punti e va finalmente a segno per la Deflex, che ritorna a -6. Benissimo il triangolo offensivo e soprattutto lo scarico di Moore su Curnu, che era davvero tanto libero per questo tiro da 3 punti. Canestro dell'ex importante, 7° della sua partita, il primo dai 6,75. Moore va in post basso, adesso sì per Mbaye, che non apre nemmeno il palleggio e trova la via del canestro. Curioso, ma intanto sono 14, curiosi o no, nella sua gara. Esatto, era andato come nel primo tempo a cercare il contatto di Curnu, non trovandolo, però è riuscito comunque a mantenere l'equilibrio giusto per un tocco